Benvenuti e bentornati nell'appuntamento più puntuale del mondo del calcistico dilettantistico, perché se a D-Time ci si prende una settimana di ferie, a Calcio Vero non c'è tempesta che ci fermi, sempre presenti, sempre pronti per i soliti focus e per dare voce a chi questa categoria la compone. Stiamo parlando di allenatori e giocatori e infatti chi insieme a me non si fa la settimana di ferie è qua al mio fianco. Stiamo parlando del mio regista preferito, perciò Jacopo. Ciao Jacopo, come va? Tutto bene? Ciao Nicola, oltre che preferito possiamo dire che è una condizione forzata. È che è Il l'unico, fatto che... dici? Sì, esatto, Ah, certo. ecco. Ti ringrazio del complimento, Io ti però... volevo dare, No, ti volevo dare una mano, grazie. ti volevo dare una Sì, mano. allora tu sei il mio conduttore di calcio vero preferito. Solo di Calcio Vero. Certo, è solo quello conduci. È vero, anche questo. No, beh, pensavo il conduttore in generale, no, niente. Però effettivamente tu ne conosci diversi, perciò non aveva molto senso come ragionamento. Allora, avevo una doppia curiosità. L'ultima volta avevamo chiuso con la Formula 1. Sei soddisfatto di questo approccio alla stagione? Ma dai, se devo fare una parentesi di Formula 1 in questa trasmissione ti dico di sì, dai. Da buon ferrarista ti dico che ogni tanto un po' se lì a pensare un po' come il Desenzano, no? Cazzo, sempre gli altri, sempre gli altri. No, però dai, secondo me sarà una bella stagione. Dai, meno male. E l'ultimo invece che poi avevo prima di iniziare a parlare di calcio vero era questa è stata la settimana del derby. Lì Non possiamo andare oltre. Andiamo oltre, dici. Lì no, se vuoi un commento sul derby ti dico che è stata una delle peggiori partite di calcio, indipendentemente dal risultato. Cioè non parlo di Inter, di Milan, proprio di calcio. Ti hanno offerto questa Serie A? Sì, no, una delle peggiori forse che abbia mai visto nella mia vita. Io ho visto alle 12:30, ho visto Cremonese-Lecce per concludere. Ok, scusami. È stato un abominio, non so se l'hai visto. No, ma succedeva di tutto in campo, cioè potevamo giocare io e te per un momento. No, scusami, allora facciamo così, la peggior partita per aspettative prima della partita, ok? Sicuramente, quello sicuramente. E infatti era lì che volevo andare. Poi la partita l'ho vista e non vista. Vabbè, comunque ho detto questo perché ero a Lione. Nel frattempo sto guardando. Era molto divertente questa situazione. Sto guardando dal vivo. C'era il Lione che gioca contro il Pari FC. E invece sullo schermo mi sto guardando Inter Milan. Ed era con i miei amici facciamo su giù. È stato un momento di confusione. Divertente. Niente, detto questo, partiamo. Di iniziare a partire, iniziare a dare un po' di movimento a questa puntata. E di conseguenza di iniziare, diciamo, a parlare di calcio vero, anche se poi noi le partite non le guardiamo, secondo qualcuno, e partiamo con la classifica del girone D, allora. Classifica girone? D. D come? Domodossola. Perfetto, eccola qua. Lentigione 58, Desenzano 57, Pistoiese 56, Piacenza 48, Prosesto 47. Qua si chiude la zona playoff. Poi invece la zona playout si apre, diciamo, dal Progresso che salva al momento però 28, poi la Correggese 26, Sasso Marconi 23, Imolese 21, Trevigliese 20, Tropical Coreano 19 ancora aggrappato lì alla speranza dell'ipotetico playout, invece tutto qua io a 7 che va a caccia al contrario ancora della prima vittoria. Però come sempre iniziamo da quelle che sono le nostre domande, le domande di rito, le domande su cui possiamo un po' disquisire e partirei subito con quello che è il calendario del Piacenza. Parto da qua perché ha giocato un amichevole con l'Oltrepo questo sabato e comunque ho visto una squadra, sì, magari non compattissima, ecco, sicuramente quello non l'ho visto, però ho visto una squadra forte in tutti i ruoli, in tutti i reparti, con giocatori di grandissima qualità e un'ottima organizzazione. Detto questo, il calendario del Piacenza delle prossime 3 città: Correggese, Progresso e Lentigione. 9 punti potrebbero riaccendere la fiammella della speranza? Per me no, ma comunque non penso neanche che arriverà a fare 9 punti. Okay. No, esatto. Comunque Correggese, cioè incredibile, non ci siamo preparati. La domanda successiva era e dà la possibilità di fare 9 punti. No, più che altro che gioca contro squadre Correggese e Progresso che sono squadre in un momento cruciale per la loro stagione e per la loro salvezza, cioè, e poi chiaramente sono nella condizione che quanto prima fanno punti, quanto prima si salvano e sono tranquille, quindi se si vogliono togliere sicuramente dalla parte del rischio di... Si vogliono fare 3 punti a vicenda, ma su quale più vicine poi paradossalmente, e invece io vado a dire la mia che secondo me, no, c'è una fiamma della speranza, come no, però può giocare un ruolo decisivo nella lotta finale alla vittoria, soprattutto con Lentigione,
perché poi è una partita, penso sia veramente l'ultimissimo ostacolo, poi è vero, Viareggio permettendo, perché poi c'è anche da capire quando si giocherà la partita Lentigione-Pistoiese, ma sarà l'ultimissimo ostacolo, secondo me, vero e proprio del Lentigione. Poi è il vero che ogni partita è una finale, lo sa bene Piacenza che 2 anni fa con un pareggio con la Clivense ha perso il primo posto a danni del Cagliero, ma secondo me poi quando inizia, diciamo, a finire, ci sono le partite un po' più tranquille, una squadra forte riesce anche a fare una gestione migliore, e la possibilità di fare 9 punti però invece secondo me ce l'ha. Cioè, io comunque tutto sommato ho visto una squadra che è veramente forte. Cioè, poi inizio stagione magari avevamo il dubbio dell'attaccante, ora è un attacco che sono Asencio, Ganz e l'ex Alcione Minuzzi, cioè Manuzzi, scusate, Manuzzi, sì, scusatemi, è fortissimo l'attacco, cioè, vabbè, certo. Però in generale tutta la rosa è fortissima. Allora io su questo qua cavalco l'onda e ti rigiro un'altra domanda. Nel girone B il Piacenza dove lo troveremmo? Il Piacenza ad oggi nel girone B, secondo me lo troveremmo non a pari punti, non sopra, non sotto, ma comunque lì in lotta, cioè proprio lotta all'ultimo sangue, passatemi il termine, certo, con la Folgore Caratese, secondo me. Magari sì, non ha fatto il vuoto, magari era qualche punto dietro, magari era qualche punto avanti, però era in lotta totale, e anzi secondo me vivere la stagione comunque sapendo come l'ha approcciata la Folgore e tutto, poteva dare una spinta ulteriore e magari un freno ulteriore alla Caratese, che aveva un Piacenza che dall'altra parte, poi è vero, con i secondi ma è impossibile far classifica, però comunque non meno della seconda forza del campionato. No, sì, no, indubbiamente, Okay. cioè ad oggi quello. Poi soprattutto vedendo quello che ha combinato il Chievo, però è vero che se mi chiedessi tornando all'inizio stagione Il Chievo dove lo vedresti, e io certo, direi sì, lì in lotta totale, perciò poi assolutamente, ogni partita, ogni stagione su difficoltà. certo. Andiamo sulla seconda, che è questa stagione che sta vivendo la Pro Palazzolo, secondo te, con l'ultima notizia che è arrivata qualche istante fa, perciò con Claudio Forlani che è tornato alla guida della società bresciana, porterà più benefici o disguidi proprio nell'immediato? Cioè domenica si gioca col Tutto Cuoio, che è la partitona incredibile, perché poi Tutto Cuoio deve ancora conquistare la vittoria, se non erro col Tutto Cuoio, e però io ti chiedo se magari può essere quella spinta in più, tipo, non so, il Bari nella stagione nella meravigliosa stagione fallimentare in cui non era rimasta, cioè la squadra era rimasta effettivamente in difficoltà economica e aveva praticamente tutti che remavano contro, eppure era riuscita ad arrivare alla semifinale playoff a 2 partite dalla Serie A praticamente. Allora, sì, il mio parere personale è che è una cosa così paradossale, così assurdo tutto quello che è successo nell'ambiente palazzolo nell'ultimo mese, che mi viene difficile immedesimarmi per provare a capire, tra virgolette, o immaginare un ipotetico futuro. Sì, certo, nel senso non c'è un riferimento di una roba mai successa del genere nella storia del calcio. Cioè, no, capito? Quindi è difficile pensare che cosa possa provare un giocatore. Sì, no, chiaramente poi se non sei vicino all'ambiente viene ancora più difficile. Una settimana fa ti avrei detto, guarda, secondo me c'è il rischio che la Pro Palazzolo perda col Tutto Cuoio. Oggi, dopo quello che è appena arrivata, la notizia che Furlani riprende il timone, esatto, della società, non lo so. Secondo me può dare una spinta invece in questo finale di stagione a fare ancora meglio a tutti, perché poi giustamente hanno vissuto, diciamo, il rischio sulla loro pelle, passatemi il termine, certo. E perciò ora hanno ancora più voglia di mettersi in mostra e far bene. E poi con il fatto che sempre che la Pro Sesto ha perso Maspero, che è il fulcro del suo gioco, l'ha sostituito, è vero, con Bonanni, che comunque è un ottimo centrocampista, però stai perdendo il giocatore che praticamente ti ha guidato per 25 partite, lo stai sostituendo a marzo, perciò anche il miglior centrocampista del mondo, anche mettere, logico scherzando, ma anche mettendo Modric lì comunque avrebbe il suo grattacapo inizialmente per capire qual è il suo ruolo, certo, e come integrarsi, perciò secondo me anzi ancora di più adesso prende voglia magari quel posticino lì che potrebbe rimanere vacante. No, ma sai che, guarda, ti dico, aggiungendo una cosa sulla Pro Palazzolo, poi magari è un discorso brutto da fare in uno sport di squadra, però magari essendo dentro una situazione del genere, chiaramente il giocatore, che poi alla fine vuoi o non vuoi pensa chiaramente a se stesso, al suo futuro e al suo lavoro anche di conseguenza, magari ha quella spinta in più perché pensa di dover dimostrare per sistemarsi l'anno che verrà, sì. no? Capisci? Quindi diciamo che quando vedi il Vietnam poi l'anno dopo hai ancora più voglia di metterti in mostra, perché sai che non vuoi riviverlo probabilmente. certo, no, che magari sai che devi trovare una soluzione migliore, una sistemazione per l'anno prossimo. Ripeto, è un ragionamento un po' magari egoistico che un giocatore logico, si trova a fare, però, cioè, nel senso, poi se parliamo della verità dei fatti, poi queste qua. Poi è logico che cose... se c'è Forlani la guida ha dato dimostrazione che in realtà
Palazzolo è un ambiente in cui No, si certo, può far calcio, però e si magari fa l'anno calcio, prossimo non però sai cosa succede, no, non sai infatti. come è organizzata la cosa, sai, è un po' tutto... Qualche dubbio logicamente l'ha messo questa decisione, però Esatto, certo. ne escono un po' tutti sconfitti, diciamo. E invece nel girone B è detto apertamente che ci sarà un solo spareggio, che è quello del Breno, poi si scoprirà contro chi. Invece nel girone D ti chiedo quanti se ne giocheranno secondo te adesso. Del play-out, bella domanda, eh. Questo è difficile. Anche Dai, secondo io me ti sì, sono direi complessi. che si giocano tutti e due i play-out. Tutti e due? Sì. Ok. Io ad oggi non sono dello stesso avviso, anche qua si rischia di giocarne uno solo. Cosa pensi, che la Trevigliese vada giù diretta? Ma non ho ben capito chi è che andrà giù definitivamente, se loro Limolese, però secondo me il rischio che Limolese faccia veramente pochi punti da qua a fine stagione è alto e perciò il rischio che quel playout lì non si giochi. Poi la Trevigliese oggi si dà una sveglia, si giocano, diciamo una sveglia, passatemi il termine anche qua, Sì, certo. nel senso se ritorna a far punti, a macinare punti è anche giusto che lo giochi, però il rischio è anche se ne giochino zero definitivamente, perché secondo me Limolese, come abbiamo visto, abbiamo già una situazione difficile, fare punti in una situazione del genere è complesso, vediamo anche la Vogarese sta facendo fatica. E detto questo invece... Aggiungo, scusami, solo Sì. una cosa, secondo me di non dare per spacciato il Tropical coreano, No, per quanto no, riguarda infatti. questa No, corsa alla piazza playout. però appunto mettendo tre squadre che poi sono divise tutte da un punto è Certo. più probabile che una comunque possa emergere e ridurre quel gap lì, anche perché ora comunque il Tropical Coreano è 7 dalla Correggese, secondo me la Correggese in un modo o nell'altro, è quello più che altro anche che pensavo, che la Correggese in un modo o nell'altro possa uscirne da questa Sì. situazione abbastanza complessa e di conseguenza uscendone per ovvi motivi si assottiglia. Il Progresso fa un finale di stagione molto al di sotto delle aspettative di quello che è stata la sua stagione fino adesso, Certo. oppure quel playout secondo me si rischia veramente e seriamente di non giocare. Era quello Sì, il beh. ragionamento finale. E invece ora secondo me gli diamo l'input perché abbiamo preparato un ipotetico playoff visto che nella Lega non si muovono e vogliamo dare noi un po' di movimento a questa Lega. Abbiamo fatto in 10 minuti, li abbiamo fatti questi No, in playoff. realtà la prima idea l'abbiamo preparata a lungo termine, la seconda è un po' fatta in 10 minuti, però le proporremo tutte e due, ma non le proporrò adesso perché vedendo gli orari tra poco arriva il nostro primo ospite Certo. e perciò direi di iniziare a parlare del nostro primo ospite. Assolutamente. Infatti vedi, devo anche sfogliare le pagine perché qua avevamo preparato tutto un ambaradam, sì, un comunicato a non reti datato, unificate. non datato. Ci dovevamo buttare noi in politica praticamente a favore del sì, a favore del no. Però questa è una trasmissione che fa politica e di conseguenza noi parliamo di girone D invece. Esatto. E di serie D girone D, incredibile, vero? L'avete scoperto quando questa è la numero 13, 14 puntata? No, siamo di più, eh? Quanti siamo? Adesso vorrei dire una boiata, potremmo essere 19. Guarda che il tempo vola. Te lo dico subito, siamo all'episodio 22, Nicola. Ma quanto Vai. vola il tempo quando ci diverte? Io pensavo fosse una Incredibile. decina e invece ne ho Pazzesco. fatte ben 22, ne abbiamo fatte qua. Visto. Sempre io e te, incredibile. Certo, con tanti ospiti No, chiaramente infatti. che sono passati. Vabbè, stiamo parlando invece, iniziamo a parlare di quello che è il nostro primo ospite, Andrea Arpini, esterno del Cremo, una stagione incredibile quella che sta mettendo a referto il calciatore classe 2003 perché sono 26 le presenze fino adesso, 100% di queste presenze titolare, 97% dei minuti giocati e numeri che fanno, diciamo, parlare di quello che se tu leggi i numeri dici questo è un fenomeno e probabilmente è quello che abbiamo davanti perché è primo, i numeri di calcio vero, questi numeri nel dettaglio, è primo negli under 25 per expected assist nel girone, 3,61, decimo invece nella classifica generale di expected assist di tutta la Serie D. Primo per partite giocate nel girone e primo di conseguenza sia come under 25 che logicamente come diciamo giocatore generale per partite giocate nel girone, secondo per duelli difensivi vinti in tutta la Serie D, ma è anche secondo per minuti giocati nel girone D. Davanti a lui solo Caporale della Trevigliese, primo negli under 25 per cross effettuati e terzo nella classifica generale, davanti a lui solo Mattioli che sappiamo essere praticamente, diciamo, un giocatore d'altra categoria, l'abbiamo avuto anche qua ospite e sappiamo che caratura, che calciatore, che tipo di calciatore è, ma questo va dato grande merito perciò ai numeri che sta mettendo a referto e allo stesso tempo invece nei duelli difensivi di cui abbiamo parlato prima è secondo solo a un altro grandissimo giocatore che possiamo dire
un giocatore che anche qua con la categoria c'entra poco, da 2 anni in questa categoria, ma è sempre centrato poco, e perciò Gori del Desenzano, che ha fatto anche il capitano in Serie A. Di conseguenza parliamo veramente di numeri da top player. E andiamo a vedere anche quelle che sono le sue giocate nel dettaglio, perché è un giocatore che nell'1 contro 1 è veramente difficile da saltare, proprio a testimoniare i duelli difensivi di cui abbiamo parlato prima. E qua è la testimonianza, la partita comunque complessa, con una squadra che ha degli esterni che ti puntano spesso, una squadra da 1 contro 1 come appunto il Desenzano, e però è difficile da saltare. E fa della velocità comunque anche uno dei suoi punti di forza. L'abbiamo visto qua, vediamo anche appunto un altro ennesimo contrasto in cui esce palla al piede, ma se ne va anche, poi anche perché è strapotere fisico, ha buona gamba e riesce ad andarsene in progressione, in rapidità. Anche questa è un'altra testimonianza di progressione. Poi palla data perfetta con i tempi giusti a Recino, e si sa che poi se si mette il 9 lì davanti difficilmente sbaglia. Abbiamo l'ennesima, ecco, occasione per vederlo anche qua all'opera con il cross, che comunque per un esterno, come abbiamo detto prima, è un altro dei suoi punti di forza. E anche il lancio lungo, qua al Breno andiamo indietro di un paio di stagioni, però anche qua il lancio lungo da fronte a fronte è una pescata tutt'altro che usuale, e che dà testimonianza di quanto questo calciatore sappia fare bene un po' tutto, che è quello che deve saper fare un po' il terzino moderno. Ormai il terzino moderno sappiamo che deve saper difendere, attaccare, perché poi il terzino moderno è un quinto, non è più un terzino semplice. Io ti devo chiedere, fa la solita domanda, Non è non abbiamo ancora arrivato arrivato l'ospite. Allora qua qua mi viene il dubbio, ma io sono sicuro invece di di aver avere inviato. Sì, sì, sono inviato. sicurissimo. Io do un controllo. Controlli, controlli. Controllo. No, 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 l'ho fatto, ho L'ha fatto. fatto, allora Ho starà fatto arrivando, immagino. 13,56, 13,57 per Esatto, no, l'esattezza. volevo aggiungere una cosa sull'ospite, cioè non sull'ospite, sì, sull'ospite che sarà il nostro ospite, ma sul giocatore, che riguardando poi, te le mando anche a video, Sì, sì. i numeri nel dettaglio, sono numeri che hanno un alto valore sia nella parte offensiva che Che in nella quella parte difensiva. difensiva, e non è così scontato per un No, no, infatti, giocatore infatti. essere Essere... completo e soprattutto così alto. Cioè stiamo parlando di primo nella classifica, secondo nella classifica, no, non infatti, infatti. tredicesimo, sedicesimo o No, infatti, diciannovesimo, no? infatti sono numeri incredibili, per quello ho messo nel dettaglio, anche perché Buonasera, buonasera a tutti. è Eccolo arrivato qua, l'ospite. È arrivato l'ospite, arrivato. ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Allora possiamo finalmente introdurlo. Ciao Andrea, tutto bene? Buonasera, grazie. Bene voi? Sì, sì, tutto a posto. L'unica cosa che ti devo chiedere è se riesci a mettere il telefono in orizzontale, perché questa è una Ok, sì. delle grandi richieste del nostro regista. Ormai lo sanno tutti, Esatto. tutti quelli che ci guardano lo sanno. E niente, io partirei subito la prima domanda, perché sei il terzo ospite del Crema, abbiamo avuto sia Recino che Mozzanica, e chiedo proprio quanto dà una mano avere figure di questo tipo all'interno dello spogliatoio, e comunque avere degli giocatori che nel corso della loro carriera, si può dire, ha vissuto un po' tutti i tipi di campionati, da quello per vincere ad aver vinto il campionato, a lottare anche per la salvezza. Ma sicuramente è una cosa di grande aiuto perché insieme a loro metto anche Camilleri e Herman, che comunque sono i nostri vecchi della squadra. E noi, essendo una squadra molto giovane, avere esempi come loro ci può solo che far bene, perché sono persone da cui prendere tutto, sia dal punto di vista sportivo che a livello umano. E questo è stato il nostro grande vantaggio di quest'anno, secondo me, trovare dei giocatori comunque vecchi, con così tanta esperienza, ma che si sono messi a disposizione in una maniera clamorosa per tutti noi giovani. E infatti poi invece scendendo sul, diciamo, la tua stagione, hai parlato appunto di giovani, perché poi nelle statistiche che abbiamo preso e abbiamo messo sotto osservazione, ne parlavamo prima, sei primo soprattutto da Under 25, sei primo praticamente in quasi tutti i ruoli che diciamo potrebbero occupare un terzino, un quinto, e ti chiedo proprio quante rivincite ti stai prendendo nel corso di questa stagione, anche dal punto di vista personale, e visto che comunque stai trovando grande spazio con tantissima continuità, e praticamente stai già battendo il tuo record, appunto, ripassami la ripetizione, personale di presenze, visto che ne mancano un paio per battere la miglior stagione, che è stata quella col Breno un paio d'anni fa. No, io sono contentissimo di questa stagione qua, sto trovando grande fiducia sia dai miei compagni che dal mister, dallo staff, dalla società. Quindi per me è una grande rivincita questa sicuramente. È tutto bello quello che sto facendo in questa stagione, ecco. Quindi sono contento, mancano ancora 8 partite, quindi secondo me la stagione è ancora abbastanza lunga e si può sempre migliorare, guardiamo sempre il futuro.
E hai parlato del mister, ti voglio fare anche un apporto come ti stai trovando con mister Piccolo, è un mister comunque che abbiamo già visto sulla panchina del Crema, ha fatto bene anche l'anno scorso con la Juniores del Piacenza prima di ritornare appunto alla guida del club lombardo. Ti chiedo che mister è, cosa vi sta dando sul campo e quanto ti sta dando una mano anche a te. No, il mister devo ringraziarlo perché mi ha dato tantissima fiducia e spero di stare ripagando questa fiducia comunque che mi sta dando. E è un mister molto bravo, ma perché ha capito comunque i nostri punti di forza della squadra e ha capito i valori che c'erano nel nostro spogliatoio, è riuscito a fare gruppo e questa secondo me è una delle cose più importanti in una squadra e ci sta dando tanto su tutti i punti di vista, a livello umano, a livello sportivo, facendo le cose più semplici possibili, ma che poi alla fine sono le cose che ti ripagano di più, insomma, secondo me. E infatti poi la seconda domanda era un po' il rapporto che hai avuto l'anno scorso, perché questa è la tua seconda stagione a Crema, un po' il rapporto che hai avuto anche l'anno scorso invece con Mister Vullo, in cosa si differenziano due mister che comunque vogliono giocare a calcio, hanno delle idee comunque, diciamo, passano in termini che poi si finisce sempre lì, giochiste, e voglio chiederti un po' il rapporto tra comunque due tecnici che si stanno mettendo molto in mostra nella categoria e probabilmente col passare degli anni penso si prenderanno anche delle posizioni magari delle squadre non solo per la salvezza ma anche per qualcosa in più col passare del tempo. Spero per loro che sia così, ma sicuramente sarà così. Io anche l'anno scorso con Mister Bull ho imparato tanto, ho imparato bene a fare un ruolo che avevo fatto solo nel settore giovanile della Cremonese, che era il braccetto comunque, e quindi anche con Mister Bull ho avuto un rapporto fantastico, una persona che riusciva a tirarti fuori tutto, anche di più di quello che uno pensava di tirar fuori. E secondo me sostanzialmente sono due mister abbastanza simili, cioè due persone sane che comunque capiscono molto di calcio e che riescono a trasmettere i loro valori, i loro principi, che comunque con Volo giocavamo 3-5-2, con Mister Piccolo giochiamo 3-5-2, a volte 4-3, ma comunque si assomigliano molto sotto questo punto di vista, sia a livello tattico che a livello umano. Ecco, sono, prima di essere uomini di sport, sono persone che hanno valori importanti, quindi secondo me è una cosa importante questa, poi nel calcio, per creare il gruppo, appunto. E ti chiedo anche, visto che stiamo parlando anche un po' della passata stagione, una stagione un po' incredibile per certi versi quella che avete vissuto a Crema, sei anche uno dei pochi, diciamo, che è rimasto poi nella squadra, ti chiedo come è cambiato il modo di lavorare con l'avvento poi della vecchia proprietà, ma si sa, cioè diciamo quella che era la vecchia proprietà, ma il ritorno, e soprattutto se adesso secondo te c'è anche la possibilità, sia personalmente ma magari anche proprio a livello di strutture, poi di squadra, di idee, di quello che si vuole costruire, di aprire un progetto a lungo termine. Ma a Crema sicuramente si lavora molto bene. Quindi sia quest'anno che l'anno scorso, nonostante tutto, è un posto dove un giocatore arriva e riesce a lavorare bene, dalle strutture, dal campo dove giochi la domenica, che è un campo fantastico, secondo me è uno dei più belli della categoria. E quindi secondo me hai tutto che da guadagnare per venire a Crema perché comunque puoi lavorare bene e rispetto all'anno scorso in realtà non è cambiato molto perché comunque le persone sono quelle, cioè intendo le persone che girano intorno al club e tutte le persone che ci lavorano dentro sono fantastiche e ti aiutano in tutto, ecco. Quindi secondo me Crema si sta bene e si può lavorare bene, si può provare a fare dei progetti, però comunque è un posto che a prescindere da tutto, in cui un giocatore arriva, trova tutto a disposizione e può lavorare bene, anche a Invece, livello personale, non solo di squadra. invece ti chiedo uno che effetto fa giocare in uno stadio come il Voltini e quanto poi sia lo stesso Voltini a sua volta a dare una grande mano perché faccio l'adetto stampa all'Oltrepo e avevamo qualche anno fa un giocatore che poi è passato anche da Crema, Semenza, Andrea, e lui diceva sempre giocare al Voltini cioè, fa un certo effetto, sembra di giocare a calcio, sembra di giocare a quegli stadi all'inglese e quanto aiuta comunque, quanto stimola a giocare in uno stadio anche magari che non è pienissimo alcune volte, però giocare in uno stadio di questo tipo. No, quando entri al Voltini e vedi il campo, che è una cosa fantastica, ti viene ancora più voglia di giocare di quello che uno ha. Poi io sono di Crema, sono cremasco, quindi per me è come è che giocare proprio a casa mia, quindi lo sento ancora di più questa cosa. E per me ti dà tutto di più perché puoi giocare a puoi giocare a calcio veramente, puoi giocare a palla a terra, puoi provare tutto, poi il campo è grande, hai la possibilità di veramente giocare a calcio vero, ecco, e quindi è bellissimo secondo me. Questo lo usiamo come spot per, Certo, per la trasmissione. perché Certo. regista riso. E invece ti chiedo anche se credi che questa effettivamente possa essere la stagione della svolta, la stagione in cui hai cambiato un po', hai switchato un po', ecco, passami anche il termine. Sì, sì, questa la considero proprio la stagione della mia svolta, perché comunque parlano i numeri, parlano comunque anche io come sto a livello mentale, a livello personale, a livello di squadra, di gruppo, che è un gruppo fantastico,
e quindi spero di continuare così e di avere svoltato una volta per tutte, ecco, diciamo a livello calcistico, a livello di prestazioni. L'ultima prima di andare con il botta e risposta, ti chiedo anche se nel corso della tua carriera, diciamo, c'è mai stato quel momento in cui hai detto di fare magari un passo indietro, ecco, magari se ti sei reso conto che la Serie D forse in quel momento non era il palco giusto, tornare in eccellenza, come hai vissuto quei momenti, cioè andare in eccellenza, come hai vissuto quel momento e se sei mai presentato, ecco. Allora ti dico che dopo l'esperienza che ho avuto a Breno, in cui sono uscito dalla quota, essendo il mio ruolo un ruolo in cui in Serie D la maggior parte delle volte giocano delle quote, ho fatto molta fatica a trovare la squadra prima di venire a Crema l'anno scorso. Quindi ti dico, in quel momento lì una piccola parte di me pensava fosse giusto fare un passo indietro, però in realtà non ho mai smesso di crederci, perché comunque ho sempre creduto nei miei mezzi, ci ho sempre creduto, e quindi in realtà c'è stato un piccolo pensiero di poter fare questo, diciamo, di scendere di categoria per provare a giocare sempre di più, però appena c'è stata la possibilità del Crema e speravo e sapevo che prima o poi qualcosa sarebbe arrivato, non ho esitato a coglierla perché ero convinto che potevo dare ancora qualcosa, potevo dare ancora molto per la categoria. Perciò, dopo questa risposta, possiamo andare con il botta e risposta. E partiamo subito sono domande rapide e di conseguenza anche tendenzialmente risposte rapide, tranne qualche eccezione. Perciò io parto subito con la classica, l'ho fatto anche a Mozzani che è a Recino quando sono venute. Che limite si pone questo Crema? Qual è la posizione numero in cui ambite ad arrivare? Ma allora, io sono uno molto scaramantico, ti dico la verità. Però, allora, non ci poniamo limiti in questo momento, ma la prima cosa da fare assolutamente è salvarsi. Fin quando la matematica non ci dà per salvi, non ci sono posizioni che tengono. Ecco, l'importante è essere salvi. Poi dopo, quando non saremo salvi, si può puntare a più in alto possibile, ecco, vediamola così, a vincere più partite possibili. Poi no, vediamo, prima salviamoci. Poi, la situazione che più ti ha tagliato le gambe nel corso della tua carriera? L'uscita dall'anno dell'Under. Ok, perfetto. E invece la rivincita più grande che ti sei preso? Quest'anno riuscire a far vedere che ho molto da dare e ho qualcosa da dare anche io. Hai fatto 2 assist, per expected assist dovresti essere praticamente a 4, è più colpa degli attaccanti o sono bravi loro a comunque prendere la palla di testa? Bravura dei portieri e poca precisione magari mia, dai. Okay. E invece obiettivo finale di assist? Ma io spero di arrivare, sono a 2, spero di farne ancora 3 o 4, dai. Quindi arrivare a 6 o a 5. E il primo gol con la maglia del Crema, arriverà la presenza numero? Speriamo alla prossima, Okay. alla 27. Siamo alla 51 da quando sei arrivata a Crema, eh. Ah, ok, di quest'anno. 52 allora. Il calciatore più tecnico con cui hai giocato? Il calciatore più tecnico con cui ho giocato è Diego Vita, Okay. a Breno. La partita che per te è un vero e proprio derby, quella che quando la vedi in calendario non vedi l'ora che arrivi e la metti subito in matita rossa. La partita che vorrei giocare, che sarebbe il derby col Pergo. Ok. È più forte una delusione amorosa o una sul campo? Dipende che delusione sul campo. Mettiamo delusione sul campo, dai. Ok. Vabbè, la cosa buona è che la televisione sul campo poi la domenica dopo puoi rimediare, quindi forse quella amorosa è dipende, peggio. Vabbè, l'ultima quella giornata non puoi amorosa rimediare. rimedi il sabato dopo, non lo so, qualcosa te la inventi. Certo. Ma metti che è una finale play-out e perdi, dopo dura tutta l'estate. No, certo, hai ragione. Invece è vero. quella amorosa almeno è una cosa di lungo periodo, comunque il sabato dopo. Amorosa. Esatto. E invece la vacanza perfetta è con i bro o con la ragazza? Con i bro. Quante presenze vuoi collezionare con la maglia del Crema? Ma spero quest'anno di riuscire a farle tutte, fino alla fine. E perciò ti chiedo invece dove ti vedi l'anno prossimo. Ma io non impongo limiti, spero più in alto possibile, poi vedremo come andrà. Perfetto. Ora possiamo andare a parlare del prossimo turno e di conseguenza peschiamo il prossimo turno, perché poi Prossimo turno. sta arrivando il prossimo turno. Si sarà messo... Qua eravamo chiamati. Esatto. Sì, Prossimo scusa. turno del girone D. via. Andiamo con il girone D, prossimo turno, Correggese Piacenza, Crema Cittadella Vis Modena, Prosesto Desenzano, Progresso San Giuliano City, Sant'Angelo Imolese, Trevigliese Rovato Vertovese, Tropical Coreano Sasso Marconi, Tutto Cuoio Pro Palazzolo e Lentigione Pistoiese, che poi c'è sempre da capire lì quando si giocherà. Detto questo, una partita con Cittadella Vis Modena, che è una squadra che si trova avanti di 9 punti, 9 lunghezze se non erro, una partita che appunto l'andata è andata 2-1 in favore degli avversari, una squadra tosta arcigna quella modenese. Ti chiedo che partita vi aspettate e che sfida sarà appunto
contro la Cittadella. Sarà una partita molto difficile secondo me, perché loro sono una squadra molto forte che forse ha raccolto meno di quanto secondo me potrebbero aver raccolto, perché hanno tantissimi giocatori molto forti, molte individualità. Sarà una partita difficile, però noi, come abbiamo sempre fatto quest'anno, dobbiamo solo pensare a noi, a cercare di fare di tutto per portarla a casa, perché comunque sarebbero 3 punti fondamentali per la salvezza, che magari potrebbero anche porre fine al discorso salvezza, ecco. L'ultimo invece che ti chiedo, prima di lasciarti andare, ti chiedo quando finisce la partita, poi tutti in un modo o nell'altro vanno a guardare la classifica, ma dopo aver visto il vostro risultato e la vostra posizione in classifica, qual è la prima che andate a guardare? Ma noi in realtà le guardiamo tutte. Noi arriviamo nello spogliatoio e leggiamo tutte partita per partita in fila. E in base a quando abbiamo vinto noi, ovviamente. Sì, Se sì. perdiamo, ognuno guarda sul suo telefono. Se vinciamo, ognuno guarda. C'è di solito Mozzani che legge le partite e noi esultiamo in base ai risultati o facciamo reazioni. Bellissimo, cose un po'. ma ci vorrebbe un video di questo momento. Sì, è una cosa molto simpatica, perché poi ci sono reazioni, si pareggiano, si vincono. Ma allora, comunque arrivano un sacco di commenti anche sulla diretta. Va bene, ne leggo giusto un paio per far capire la qualità del commento, che sono: Arpini fenomeno, altra categoria. Questo ragazzo l'anno prossimo lo vedremo a Sky, secondo me, qualcuno dice. Mettono addirittura paragoni come ad oggi Arpini maggiore di Roberto Carlos, quindi non sto qua a leggerli tutti perché sono commenti di un certo spessore. Io volevo aggiungere una domanda ad Andrea prima che parlava poi quindi di quest'anno, che è anche stato un po' il suo anno dove sono cambiate un po' di cose, dove sta trovando anche consapevolezza magari nelle sue prestazioni. Se c'è stato uno switch mentale che lo ha portato, quindi uno switch fuori dal campo che lo ha portato poi ad avere qualcosa all'interno del campo, oppure sono arrivate delle prestazioni e lì c'è stato lo switch mentale per dire allora sono questo. Ti dico la verità, io fuori dal campo ho avuto particolari switch mentali. È stato proprio nel vedere che comunque quello che ero sempre riuscito a fare anche nel settore giovanile, anche magari in alcune partite, ma non riuscivo a dare continuità, ecco, alle prestazioni. E quando invece sono andato in fiducia, ho sentito la fiducia del gruppo, della squadra, del mister, dello staff, della società, è lì che è proprio il vero proprio switch, cioè perché ho iniziato ad avere fiducia ancora di più nei miei mezzi e a portarla avanti, ecco. Niente, a posto? Sì, a posto. A posto. Vorrei solo sottolineare di stare attento perché all'inizio del suo intervento ha detto 2 volte i giocatori vecchi della squadra, quindi occhio magari. Domani... speriamo non senta nessuno questa trasmissione. Esatto, se arriva qualche pestone, qualche multa, qualcosa così. Chiedo scusa ai più esperti. Io ringrazio Andrea per il tempo che ci hai dedicato, ti auguro buona fortuna per la partita di domenica, buona fortuna per il finale di stagione e spero di vederci presto, dai. Grazie mille, Andrea. Grazie mille, buona serata, grazie. Grazie mille. Perfetto. Possiamo salutare il nostro ospite, abbiamo salutato. Esatto. Sono arrivati un sacco di commenti, poi non li ho letti tutti perché ne leggo l'ultimo. Ma è meglio Maradona al Siviglia o Arpini al Crema? Quindi come potevamo leggere Maradona al Siviglia? Poi bisogna rispondere, l'avrà mai visto una partita di Maradona al Siviglia? Chi commenta qua? Non so. Curiosità. Vai. Detto questo, possiamo andare dopo aver salutato l'ospite, possiamo passare al girone B e perciò partiamo con la classifica del girone B. Esatto. Che poi facciamo sempre prima il D e poi il B, perché questa è una scelta ormai, diciamo, editoriale sì? Sì, questa è una scelta editoriale di chi scrive, appunto, non ci hai mai fatto caso. No, non ci ho mai fatto sempre caso. Prima il D e poi il B. Ormai sono scaramantico. Cioè non sono scaramantico, questa cosa è diventata un must. Vabbè, andiamo con la classifica. Prima Folgore Calatese 53 punti, poi abbiamo un terzetto a 43 con Casatese Merate, Villavalle e Chievo Verona. Chiude il playoff il Milan Futuro con 42, ma attaccato c'è il Brusaporto a 42. Secondo me anche la Leon, poi vedremo perché poi il nostro prossimo ospite è del Brusaporto e la Leon a 39 secondo me un po' di paura fa. E poi invece la zona caldissima, credo si apre, ormai è difficile capire dove si chiude la zona caldissima in quel girone. Facciamo che si apre a 35 con la Castellanzese, però in realtà penso tutte poi a quel punto possono chiamarsi in causa. Poi c'è Cagliari a 35, Real Calepina a 33, che già nei play-out ipoteticamente, Breno 29, Varesina e Pavia 24, Nuova Sondrio 19, Vogherese 8 con 6 punti di penalizzazione, fanalino di coda. Detto questo, possiamo iniziare a parlare di quello che sarà il secondo protagonista di questa puntata, calciatore giovanissimo che arriva dall'Atalanta e si sta mettendo in mostra attraverso grandi prestazioni ma grande rendimento e grandissima continuità, tutto molto grande.
e perciò parliamo di Mirko Personeni. Andiamo con il classe 2007, fisicità importante, 24 presenze, una rete, 92% delle partite da titolare. Basti pensare che le uniche due che non hanno giocato da titolare è perché non era convocabile o convocato, una per somma di ammonizioni, l'altra per non era convocato, non so per quale tipo di infortunio, se era un infortunio o scelta tecnica, ma comunque le uniche due che non hanno giocato da titolare è perché non era neanche in panchina. E invece andiamo a vedere i numeri da calcio vero, i numeri nel dettaglio. È terzo negli under 25 per passaggi nell'ultimo terzo di campo, 13° nella classifica generale, primo negli under 25 per passaggi filtranti nei 90 minuti, 1,5, ma anche primo per passaggi filtranti totali, e secondo invece nel girone B, dietro soltanto a Tremolada e Lancini, che penso siano due. Vabbè, Tremolada non ha bisogno di presentazione, ma anche Lancini stesso, che di stagione in stagione in Serie D è praticamente una certezza. Secondo under 25 per passaggi progressivi, e invece 12° nella classifica generale di questo dettaglio, di questo dato, e sono comunque anche qua numeri importanti, soprattutto per un giocatore che, ricordiamo, è alla primissima stagione tra i grandi, visto che fino all'anno scorso ha giocato nelle giovanili dell'Atalanta, più precisamente nell'Under 18. Andiamo a vedere anche i video. Eccolo qui, video. Parliamo di un giocatore che comunque, come abbiamo detto prima, ha una struttura importante, una fisicità importante prima di tutto, che giocando all'esterno, ma parliamo di un ragazzo a più di 1,90 m, perciò ora qua lo vediamo meglio perché sulla fascia lui è solo la scorribanda, e di conseguenza si nota comunque, diciamo che è il prototipo del terzino che tutte le squadre vorrebbero, è un giocatore che ha un buon piede, una buona qualità, riesce a mettere buoni palloni in mezzo, e allo stesso tempo ha una fisicità che permette anche, diciamo, di far bene entrambe le fasi. Anche qua invece notiamo il recupero palla, comunque fondamentale credo per un quinto, recupero palla alto anche in questo modo, che poi ha dato in là un'occasione non sfruttata dalla squadra. Da notare anche, secondo me, oltre al recupero palla, anche un'ottima accelerazione, che poi con questa lunga falcata permette di spezzare in due le avversarie. C'è anche qua un'altra grande accelerazione nel dettaglio, e logicamente quando poi arriva il calciatore che spezza in due la partita, spezza in due il gioco, spezza in due il campo in questo modo, diventa difficile effettivamente da marcare. Noi siamo puntualissimi. L'ospite due no. 2 su 2, Esatto. oggi 2 su 2 non c'è l'ospite puntualissimo. E ti aggiungo allora io quello che volevo aggiungere Sì. vedendo anche poi chiaramente dai video si vede molto di come sia esattamente la prova visiva di come sia cambiato il calcio in generale, perché una volta il terzino era il 2 e il 3 erano magari fisicamente piccolini, ma delle schegge impazzite, mi viene da pensare, che avevano magari no, però Come erano il tuo amico che gioca alla Leon. esatto, certo, capito. No, invece adesso lasciando stare poi quello che è il calcio nei professionisti, che poi diventa anche un po' quello che viene via via preso Sì. dalle categorie inferiori, e ormai i terzini sono dei veri e propri cavalli. No, infatti a tutti gli effetti, cioè se devo fare un paragone, un giocatore che ricorda probabilmente più Dumfries che Cafu, ecco, esatto, certo, bravo. È quello che si cerca, ecco, poi ormai nel giocatore. Ecco, penso sia arrivato l'ospite, un attimo di... Eccolo qua. Eccoci, sì, ci siamo. Perciò io presento... Ciao Mirko, tutto bene? Sì, voi? Sì, tutto a posto. Ti posso chiedere di mettere il telefono in orizzontale? Comunque Subito. l'account ufficiale del Calcio Brusaporto ha scritto: finalmente è Così. arrivato Mirko, possiamo chiudere YouTube, era stato così interessante finora, peccato. Ti chiedo se riesci a togliere la rotazione schermo. A posto. Perché qua il regista è lui che è appassionato di queste cose, riprese A posto. la Serie A quasi. Niente, detto questo, partiamo subito, perciò ti chiedo, è la tua prima stagione tra i grandi, che annata stai vivendo e come ti stai trovando con il Brusaporto? Allora, sicuramente è molto diverso da quando giocavo nella Under 18, Under 17 l'Atalanta, è completamente diverso, è molto più impegnativo e si capisce che comunque c'è un obiettivo, perché magari in Under 18 e Under 17, anche se vai male, non retrocedi, non punti a niente alla fine, solo al gioco e a crescere al meglio possibile, mentre qui appunto c'è un obiettivo. E inoltre, il gruppo è fantastico, mi sono trovato subito bene, mi fanno tutti molto ridere, sono tutti molto accoglienti e
niente. Potrebbe essere una recensione tipo Airbnb, un gruppo Esatto. fantastico. Mi fanno tutti molto ridere, accoglienti. Detto questo, Sì, sì, no, mi hanno accolto bene. devo chiederti anche quali sono, se ci sono state le difficoltà più grosse, diciamo, che hai trovato in questo primo approccio con i grandi, con la Serie D comunque. Ai primi allenamenti vedevo che andavano a 3000 rispetto a me e un po' ero, diciamo, anche impaurito, ma poi alla fine mi sono comunque ambientato anch'io e basta. Il problema vero è stato all'inizio, dove un po' devo dire che sentivo che c'era la differenza tra il fatto che io ero ancora un ragazzo e loro erano molto più grandi e con più esperienza. E appunto l'esperienza anche diciamo che conta molto, cioè mi tocca ancora Sì. farne tanta purtroppo. O per fortuna, vuol dire che deve Infatti, ancora arrivare tutta la parte bella, no? Però averla già fatta sarebbe meglio. Sarebbe tutto più facile. Certo. Detto questo, allora, beh, qua penso la domanda sia un po' scontata, però io la farò lo stesso perché comunque dopo una buona annata con l'Under 18 ho deciso di passare tre grandi e stiamo arrivando, diciamo, alla fine della stagione. Ti chiedo se secondo te è stata la decisione giusta quella poi di andare tre grandi e non continuare magari con un altro anno, che ne so, in primavera, in una primavera 1, in primavera 2, piuttosto che sperare anche magari una chiamata nell'Under 23. No, cioè io ho sempre detto che è stata la scelta più bella che io abbia mai fatto, in quanto appunto mi son trovato subito bene col gruppo e poi ho capito che giocare tra i grandi rispetto che a giocare coi tuoi pari età proprio è un mondo diverso, e cioè è molto più bello e comunque appunto Stimolante. più impegnativo e ti forma di più Sì. rispetto che giocare con i tuoi pari età, dove alla fine l'esperienza non la fai. Invece dal punto scendendo diciamo sulla squadra è una stagione comunque positiva dal punto di vista dei risultati, vi trovate in un momento che c'è stata qualche flessione, ma ti chiedo se in generale diciamo che il girone d'andata è stato un po' sopra le vostre aspettative e quello di ritorno che è un minimo al di sotto di quelle che sono state comunque le grandi aspettative, una squadra che ha messo in difficoltà anche la Folgore Caratese stessa per buona parte di tutto il girone d'andata. Sì, vabbè, il girone d'andata devo ammettere che alcune cose ci sono andate anche molto bene. Siamo stati in un periodo fantastico dove appunto tutto ci girava bene. Poi nel girone di ritorno alcune cose non sono andate come volevamo, alcune partite, diciamo, hanno dato la meglio agli avversari, ma anche appunto per fortuna, come noi l'abbiamo avuto nel girone d'andata, altri l'hanno avuto nel girone di ritorno. Vabbè, però comunque sia, non penso che stiamo facendo così male. Poi a livello di prestazioni, comunque la prestazione c'è sempre. Ogni tanto manca il risultato, ma più per sfortuna e comunque perché non ci gira bene, Possiamo dire che non comunque per... alla fine il rendimento è pari, ecco, nel complesso. Cioè, nel senso, nella Sì. prima parte un po' di fortuna, nella seconda un po' di sfortuna, ma si equipara. Questo è quello, diciamo, il vostro livello, passami il termine. Sì, sì, penso che le prestazioni siano al pari dell'andata, a parte alcuni svarioni che abbiamo avuto come per lo scanso, dove abbiamo un po' faticato. E invece in questa settimana si sta giocando il torneo di Viareggio e ti chiedo se ti aspettavi una chiamata e la possibilità di dire la tua anche in questa competizione, visto che comunque, diciamo, col passare degli anni non c'è più la possibilità di poter dire la propria con le primavere 1, che un tempo lo facevano, adesso non lo fanno più, e soprattutto volevo chiederti se, diciamo, comunque da giovane quale sei, classe 2007, cioè se hai presente l'importanza del torneo di Viareggio oppure effettivamente un po' si sta perdendo anche nell'aria l'importanza di quello che era un torneo che era un po', diciamo, il fiore all'occhiello del calcio giovanile. Ma io avevo capito che quelli in prestito non potessero essere chiamati, a dir la verità, Ok. però non ne sono sicuro. E poi non la percepisco come un'occasione così, diciamo, importante, non la sento come probabilmente si sentiva tanti anni fa. Sì, sì, sì. Come era un tempo, ecco, sicuramente. Eh sì. E invece parlando di ambizioni future, dopo una stagione di questo tipo e con ancora due stagioni in Serie D da under, e mi viene spontaneo chiederti dove ti vedi l'anno prossimo, se il salto secondo te deve essere graduale oppure, diciamo, cercherai di sfruttare al meglio tutte le tue carte già da quest'estate per poi, appunto, sei in prestito e sappiamo benissimo che nella categoria sopra c'è già una squadra pronta, ecco, che potrebbe accoglierti. Certo, vabbè, spero che dopo quest'anno comunque
riesca ad andare tra i professionisti a giocare le mie carte. So che non sarà facile perché, vabbè, comunque qua in Serie D c'è, come hai detto tu, la regola, mentre in Serie C ancora non c'è. Quindi, boh, dipenderà tutto da me, lì non è che ci sono mezzi mezzi termini. termini. E ti chiedo invece se appunto hai tanti compagni che hanno giocato nei professionisti e se hai chiesto anche magari quali sono le differenze principali tra diciamo, passaggio dalla D alla C. No, non mi sono mai, cioè non gliel'ho Informato. mai chiesto perché per ora non è la mia priorità E poi pensare alla Serie C. e poi ti togli il bello della curiosità comunque nel complesso. Esatto. Come non l'ho chiesto per la Serie D, non lo chiederò neanche per la Serie Si C. va un po' allo sbaraglio. Invece ti chiedo, ora diciamo che è il momento del quiz, perché sono 7 domande, sono un po' sulla tua carriera, un po' sul Brusaporto e un po' su tutto, e di conseguenza devi fare 7 su 7, cioè nel senso comunque l'obiettivo è fare il più possibile. Perciò partiamo subito da quella che è la domanda del regista, che è anche la più difficile, ed è: qual è il santo patrono di Brusaporto? Me l'ha detto prima uno. Vedi Non ci che credo inizia a che... girare. Non ci credo. Santa Caterina? No, Santa Margherita. Margherita? Inizia a girare questa Oddio. qua, regista, inizia a girare. Nonostante il suggerimento, però, vedi la potenza di questa domanda. Questa è troppo Me la forte. sono dimenticata, non me l'avevano detto come lo chiedevo. E invece ti chiedo quante presenze hai collezionato con il Brusaporto nel corso di questa stagione, contando anche la Coppa. 25. Giusto. Poi, da inizio stagione invece hai saltato 2 incontri di campionato, contro quali squadre? Una in Coppa contro la Virtus. No, in campionato, in campionato. Ah, aspetta, l'altra 2 partite fa contro chi abbiamo giocato? Castellanzese. Sì, e c'è un'altra. Mi viene. A me, allora, Transfermarkt diceva Villavalle. Ma perché non l'abbiamo giocata? Sì, no, è Vabbè, era vero. per la Quello è colpa questione. mia, è vero, vero. Sì, sì, sì. Perciò una, questa era la giusta. Mi ero dimenticato il famoso 3-0 a tavolino. Vabbè, detto questo, l'Under 18 è arrivata quinta nel corso dell'ultimo campionato. Quanti punti avete conquistato? E ciao, non ho idea. 35, non lo No, so, però 43, non tanti. 43 erano, 43. 43. Il prossimo turno sarà contro la Leon. Quanto è terminato il match d'andata e chi ha segnato? 1-0 ha segnato Mura. Giusto. Diciamo, il giocatore più esperto della vostra squadra è comunque di distacco, perciò non te lo chiedo, ma ti chiedo qual è il secondo calciatore più esperto della vostra squadra. Paris. Giusto? E invece l'ultima ti chiedo il Brusaporto in che posizione è arrivato nel corso della passata stagione. Sesto. Settimo, c'eri quasi. Settimo. Di poco. Comunque 4 su 7, dai, non è un brutto risultato. Potevi fare 5 su 7 con l'ascolto un po' più dettagliato del santo patrono. Secondo me il prossimo che arriva lo sa. Certo. Me l'avevano detto. Il prossimo che arriva lo sa, il prossimo che arriva lo sa. La domanda al regista non la può sbagliare il prossimo che arriva. Detto questo, andiamo con il prossimo turno. Ok, che ci sarà 27esima giornata, Breno Cagliero, Brusaporto Leon, Folgore Caratese Virtus Ciserano Bergamo, Nuova Sondrio Casatese Merate, Oltrepo Milan Futuro, Real Calepina Chievo Verona, Varesina Castellanzese, Villa Valle Pavia e Vogherese Scanzo Rosciate. Partiamo subito con Brusaporto Leon, l'andata è stato un 1-0, la Leon viveva un momento di stagione praticamente totalmente diverso, adesso si può dire che è quasi uno scontro playoff quello che affronterete questa domenica. Che squadra vi aspettate e soprattutto che partita sarà? Beh sì, è uno scontro playoff perché mi sembra che sono a meno 3. 3 o meno Sì, sì, 4, meno almeno 3. 3. Loro sono in un momento positivo, Pata le vincono quasi tutte adesso. Hanno il bomber Bonseri, le vincono quasi tutte. Sicuramente sarà difficile, ma come tutte le partite, E basta. speriamo che si faccia bene. Sì, secondo me, no, ma in generale comunque, diciamo, vedendo questa seconda parte di stagione, credete ancora fortemente, immagino, ai playoff, No, no, ma con una sì, classifica così ovviamente. corta, quanto è importante comunque ogni risultato in questo istante. Penso marginalmente diventi molto più importante perché il margine d'errore si è ridotto praticamente a 0.
No, è importantissimo vincere perché appunto se perdiamo potremmo anche finire in zona cioè in zona play-out quasi, praticamente, mentre se vinciamo arriviamo secondi. Quindi sì, è molto importante vincere l'obiettivo ormai della stagione sono i play-off e poi vediamo come andrà. Perfetto. Detto questo, io ti ringrazio per il tempo che ci hai Io dedicato. C'è devo... la domanda alla No, regia, c'è la domanda devo alla regia. riportare, non è una domanda della È un regia. commento alla regia, il commento alla regia. Allora, sono un commento che arriva da Stefano Selvatico, che è una dichiarazione d'amore scrivendo Perso ti amo, addirittura con un cuore rosso che batte a ritmo forsennato. E l'altro è l'account ufficiale del Brusaporto che dice: potete convincere almeno voi a prestarsi per fare un TikTok? Allora io adesso faccio così. Non è uno da TikTok, non sei uno da TikTok perso. No, ma mi vuole fare fare Allora, un TikTok indegno. adesso io vorrei uscire da questo momento con: se la prossima partita Mirko fa gol, ufficiale il TikTok per il Calcio Brusaporto. Ah, va bene. Ok, hai visto? L'abbiamo firmata così. Via. Pensavo prossima partita espulso al 15° per essere sicuro. Pur di non fare il TikTok. Detto questo, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e niente, ti auguro buona fortuna per la partita di domenica e in bocca al lupo. Grazie, buona serata. Buona serata, buona serata. Ciao, ciao. Niente, questo abbiamo salutato anche il nostro secondo ospite. Esatto. Prima di andare con la famosa riforma playoff che abbiamo lanciato, ormai Attenzione. diamo l'ultima, la stiamo lanciando noi su Bepi TV, ragazzi. Esatto. Questa deve essere mandata, l'abbiamo detto già, reti unificate. Ho due domande sul girone B. Comunque te l'ho preparate. Le prossime tre sfide della Folgore Caratese sono Virtus Ciserano Bergamo, Breno e Caldiero. Quanti punti farà? 7. 7? Ok. Sì. Io credo 9. E cioè, secondo me la chiude prima possibile. Vabbè, e a questo punto. Invece l'ultima che ho Scusa, sto pensando, adesso mi viene in mente, mancano quante partite? 8 partite, 8, no? sì. Tra 3 giornate mancherebbero 5 partite. Se dovesse fare 9 punti, no. Non sarebbe ancora... Contro la possibilità che lo vinca in casa contro l'Oltrepo secondo me è molto alta, ecco, dico Che cioè sarebbe in casa loro che è la quart'ultima. Quart'ultima giornata. È molto alta, se non quella prima, comunque quella lì, anche perché poi sarebbe in casa, immagino grande festa, comunque giustamente, Certo. per coronare quello che è un grande obiettivo. Detto questo, il capocannoniere del girone B sarà Bonseri? Sì. Condivido, anche perché è più 4 già sul secondo che è Chessa, ma Bonseri credo che quest'anno se lo prende e non se lo toglie nessuno, ma ora è arrivato il momento incredibile TV Verità. I nuovi playoff della Serie D li stiamo portando noi di Bepi TV, perché tutto nasce da cosa? Se voi andate a cercare su internet i playoff Serie D, voi aspettate vi esca il regolamento del playoff, cioè attuale, quello che si giocherà a fine campionato. Se invece voi lo cercate esce un playoff di una data non definita, non stabilita, potrebbe essere più o meno dai 15 ai 10 anni fa, ma non è ancora stato capito quando, non c'è una data specifica, però siccome si parla di Lega Pro seconda divisione può essere massimo del 2014 e minimo del 2011 circa. Vabbè, detto questo, questa riforma cosa prevedeva? Prevedeva quello che potrebbe essere già un po' tutto. Una prima fase di playoff, questa prima fase in cui è la classica prima fase che si vede tutti gli anni, quella diciamo, passiamo il termine, un po' inutile, in cui si gioca dal secondo al quinto posto, classici accoppiamenti, seconda contro quinta, terza contro quarta, a prescindere dai punti diciamo di distacco, si fa semifinale, andata, gara secca, cioè o meglio gara secca in casa della miglior classificata e poi finale in casa della miglior classificata, pareggio nei 120, passa la miglior classificata. Da qui in poi inizia ad esserci un po' di movimento, un po' di spicy, passatemi il termine, deve essere la quarta volta, lo dico, non lo dico più. Prima c'è anche da notare il fatto che se la sesta classificata, comunque andrei con le grafiche nel frattempo. Certo, mi scusi, stavo facendo infatti, il ragionamento per il prossimo... Allora niente, comunque, ecco per qua, il festeggiamento della... No. Ne avevamo preparati 2, ecco, di playoff. Prima di tutto, nel primo turno, ipoteticamente, per dare anche merito alla Coppa Italia Serie D, comunque un grande impegno, viene spesso snobbato, anche se poi alla fine vince sempre una grande squadra, però in generale vince la squadra che ha la possibilità di avere 24 giocatori fortissimi in rosa. E invece chi vince, chi va in finale, andrebbe a prendersi comunque un posto nel corso dei playoff. In questo caso, nel girone, verrebbe la sesta, andrebbe a giocare, diciamo, questi playoff prima fase. Tolta la prima fase,
si va alla seconda. La seconda fase qual è? Le 9 qualificate, le 9 vincenti, un triplo triangolare con il sorteggio, diciamo, a gironi, e di conseguenza potrebbe essere poi anche una zona geografica anche per questioni di spese, perché comunque si parla sempre di Serie D, perciò A, B, C come primo triangolare, D e F come secondo, G, H, I come terzo. E in questo caso solo le 3 vincenti finali poi andranno a, diciamo, a giocarsi tutto in semifinale, andata e ritorno, e finale in gara secca in campo neutro, con aggiunta della vincente della Coppa Italia, che così andrebbe a dare grande risalto, perché poi chi vince la Coppa Italia comunque fa un gran percorso, un gran sacrificio, e vincendo, in poche parole, 3 partite giocherebbe la Serie C l'anno dopo, oltre, vabbè, logicamente vincere il trofeo, che è la cosa più complessa senza ombra di dubbio. Ma in questo caso se chi vince la Coppa Italia dovesse aver vinto anche il campionato, molto raro, perché poi comunque abbiamo detto appunto una questione di forze, una situazione molto dispendiosa, perciò difficile gestirli, entrambi andrebbe la finalista della Coppa Italia stessa, oppure a sua volta la migliore classificata nelle semifinali, poi effettivamente nel campionato. Perciò in questo modo si darebbe anche ancora più credito alla Coppa Italia, e poi dopo semifinale, finale, cioè chi vince finalmente esulta. Finale poi giocata in campo neutro, perciò si potrebbe anche andare a sperimentare stadi di un certo spessore, che comunque penso siano un grande regalo, ecco, passatemi il termine, per la maggior parte dei tifosi che seguirebbero le squadre. Detto questo, invece andiamo al playoff di tipo 2, preparato nel giro di un quarto d'ora in redazione, e questa è la follia di un regista e di un conduttore. Qualificate 4 per girone, più le classiche 4 per girone, più la finalista della Coppa Italia, le due due finaliste della Coppa Italia, per fare un 38 squadre totali. Però per andare a un tabellone unico bisogna comunque tirarne via 6, e allora qua parte il delirio, perché le migliori 26 squadre per punti, un po', diciamo, come è stato per tutto il campionato, per dare anche credito a tutto il campionato, soprattutto nelle ultime giornate, dove spesso le squadre che ormai sanno di fare i playoff tirano un po' la gamba indietro. Anche le migliori 26, un po' come in Champions League succede, vanno direttamente nel tabellone a eliminazione diretta, mentre le altre 12 verranno divise in 3 macro aree successivamente, cioè una per il nord, una per il centro, una per il sud. Ci sono 2 scontri diretti per ogni squadra, cioè per ogni macro area, e di conseguenza solo la vincente andrà al tabellone. Di conseguenza ci saranno 6 vincenti e si aprirà un tabellone a 32 squadre, grandi sorteggi. Anche qua la possibile divisione in 3 macro aree, sempre per una questione di spese per la Lega Nazionale Dilettanti, per le squadre che fanno parte della Lega Nazionale Dilettanti, almeno all'inizio, per invogliare comunque tutte a voler partecipare e evitare anche viaggi dal costo faraonico, e poi anche perché essendo 5 partite comunque c'è il lasso di tempo per prepararle, ci deve essere il giusto lasso di tempo. E detto questo, si giocherà un tabellone a 32 squadre, e poi da lì ne esce solo una situazione molto divertente. Al nostro regista piace più la seconda, sicuramente, certo, anche assolutamente, perché l'abbiamo creata qua, nel senso. Esatto. E fosse per me, vabbè, poi chiaramente perché è una cosa in termini di logistica, di spese, ma fosse per me forse io tirerei addirittura fuori via le macro aree e farei che le peggiori 12 si affrontano e le altre sono qualificate. Se da qua devi andare a Reggio Calabria, vai a Reggio Calabria. Un bel Gela Brusaporto del primo Bravissimo, turno. certo. Così, perfetto. Esatto. La discussione che va messa 1,5 milioni per partecipare alla Serie D. Alla fine, scusami, ma la Serie D è un campionato nazionale, no? Sì, quindi per me, però. Però per me, se giochi un campionato nazionale devi giocare in tutta la nazione, non ti puoi lamentare che vai a giocare lontano. Tu pensa, finale, comunque le ultime parti di scontri diretti si gioca magari verso giugno, la squadra del nord che parte da un hub non troppo piacevole, che ne so, da Bologna, che comunque si ha i voli ma non ne ha tantissimi, parte da Bologna, il 20 giorni di turno, passatemi questo nome, il 20 giorni di turno, deve trovarsi a giocare con l'Olbia, e di colpo i voli tutti 600, 700, perché poi devi prenotare all'ultimo minuto, certo. Devi fare un charter praticamente. Esatto, devi fare il charter per andare a giocare contro l'Olbia gli ottavi di finale del playoff di Serie D. No, certo. Questo è giusto. No, io dico però che se così fosse, allora è vero, da una parte poi bisogna cercare di andare incontro anche alle società e figurati alle spese, all'organizzazione, infatti, tutto quello che sia. Review. Però alla fine se giochi playoff e vuoi andare in Serie C, poi l'anno dopo che giochi in Serie C
E nel senso non è che ti puoi lamentare delle spese, nel senso è sempre lì. Poi se non ti interessa fare i playoff, non fare la squadra per giocare playoff, no? No, Cioè, infatti, tiri la gamba indietro alla fine. capito. Sei sicuro di arrivare nelle altre 12. Detto Oppure spendi di questo, meno in tutta la stagione e farai una squadra meno competitiva e sei sicuro che i playoff non ci tu pensi vai. spendere poco e ti trovi lì? E come fai? Quello lì sarebbe un problema. Però sicuramente ci rientri magari vendendo un po' i giocatori l'anno dopo. Le magliette. Le magliette, le sciarpe fai. Tu scherzi? Questa poi chiudiamo perché devo fare l'aneddoto del calcio, ma me lo sono dimenticato. E quello che dovevo dire l'altra volta poi mi è passato di mente. Tu scherzi, ma per la prima volta, cioè penso nella storia dell'Oltrepo, sono arrivate 2 richieste di video saluto. Uno per i 10 Franceschini e uno per il 9, il cannibale Darian Rom. 2 ragazzi mi hanno chiesto su TikTok di fare un video saluto e arriverà nei prossimi giorni comunque, cioè mi penso questi ragazzini che non credo ci stiano ascoltando adesso, comunque arriverà il loro video saluto da parte di Franceschini e Darian Rom. Detto questo, bellissima. Che bella è la Serie D. Che bella è la Serie No, D. dai. Bellissimo. Perché Certo. poi non è il Douglas Costa di turno. Certo. Cioè, è Franceschini e Darian Rom. Pensa al ragazzino che va dal suo amico e dice: guarda, mi ha fatto il video di saluto Franceschini. Ma chi è Franceschini? Scusa. Oggi è incredibile perché poi l'abbiamo detto al mister e il mister era disperato. Perché il mister poi ha giocato in Serie A e giustamente era disperato. Vabbè, detto questo, io posso augurare una felice serata a tutti. Ricordo come sempre tutti i nostri appuntamenti perché il giovedì ci siamo noi e alle 18:30 c'è Piero, che anche lui non fa mai le ferie in realtà, poi di Time ha fatto le ferie, io ho fatto l'organo di Time, ha fatto le ferie, ma in realtà lui quella fatta è Lorenzo, perché poi in generale tutti gli altri eravamo sempre a lavorare per altre trasmissioni. Cioè eccellentissima, Zona eccellenza. Zona eccellenza, eccellentissima era per chi ci segue da più tempo. Certo. Il campetto invece il martedì alle ore 8 e il lunedì c'è D-Time, torna D-Time, ci sono grandi match, grandi capovolgimenti di fronte possibili nel corso di questo weekend e perciò non vediamo l'ora di raccontarveli, sia facendo anche un po' di gossip, come piace tanto a noi. Il lunedì sera. Detto questo, vi auguro a tutti una buona serata, seguiteci su TikTok, su Instagram, non abbiamo TikTok, no. Instagram, YouTube e tutti gli altri social dove siamo, tipo Facebook. Non è un social Facebook. A te piace Facebook? Non uso neanche più Facebook. Io lo uso Facebook. Su me Facebook Sì. è incredibile. A parte di far certe risate. Detto questo, vi auguro a tutti una buona serata e ci vediamo alla prossima. Ciao.